Daytona Beach, 10ª edizione. Una cosa che una persona che non conosce, la invitiamo come organizzazione a passare una domenica con la famiglia, e come appassionato posso dirvi che è un contenitore, oggi sto dicendo più volte, Daytona è un contenitore di emozioni, di passione e di tante cose che si sommano. La passione dei motori, la passione di stare insieme, la passione di divertirsi. È la vostra prima volta qua? No, ci veniamo spesso, quando lo fanno ogni volta, se il tempo è buono veniamo. Cos'è che vi piace di più di questa manifestazione? La goliardia che vedo, che va sempre in tutto. Ma anche siete appassionati di moto, di auto? Di moto, siamo motociclisti. Benissimo, allora vi aspettiamo anche i prossimi anni. Se il tempo è bello, volentieri. Veniamo ogni anno. Cosa ti piace di più? Ma beh, noi siamo col fuoristrada, quindi sicuramente veniamo qua per la pista. Queste piste qui nella spiaggia ci sono piste per i moto, per i quad, per i 4x4, con difficoltà più grandi, più piccole. C'è le piste soft e piste hard per i più preparati. Praticamente è un divertimento a 360 gradi per chi ha le moto, quad o fuoristrada. Decima edizione del Daytona Beach di Jesolo, quest'anno numeri da capogiro. Siamo talmente orgogliosi e felici di questo evento e per la partecipazione di tanta gente, di tanti piloti, diciamo piloti ma in realtà sono gente che sono amanti del fuoristrada. Qua tutti si divertono, tutti quanti si pensano a una giornata di sole nella spiaggia del Faro di Jesolo. Noi siamo talmente soddisfatti di questa cosa che abbiamo pensato di fare anche l'11ª edizione. Non voglio sbagliare, ma dalle cifre già avute poco fa siamo abbondantemente sopra le 30.000 persone di presenza come pubblico e più di 600 iscritti tra motocross, quad e fuoristrada. Ma un ringraziamento va al mio staff e a tutte le persone che hanno contribuito e il comune di Jesolo.